Tutto pronto per una nuova puntata di Giovedì a Corte. Oggi parleremo di birra con Giacomo Petretto e Pierpaolo Peigotto di P3 Brewing Company. Restate lì, ci vediamo tra pochissimo, non andate via. Galleria commerciale Corte Santa Maria. Tanti negozi esclusivi, un superstore Cobec e un ampio parcheggio nel cuore di Sassari. La Galleria commerciale Corte Santa Maria è a Sassari in via Copino. Noi della iCars SRL siamo presenti nel settore automobilistico da oltre 30 anni. Offriamo ai nostri clienti un pacchetto di servizi integrati nel settore automobilistico completo e all'avanguardia, quali officina meccanica, revisioni, centro assistenza pneumatici. Ci trovate a Sassari in via Monte Zevio. Pelle Hermosa, cosmetici naturali di Sardegna. Con Mr. Home pensiamo al tuo comfort e alla tua sicurezza. Interventi di installazione, manutenzione e assistenza su tutti i prodotti pellet, legna, gas, gasolio e qualsiasi apparecchio di climatizzazione. Eccoci qua, Giacomo e Pierpaolo, eccoli qua, i due di P3 Brewing Company. Ho detto giusto il nome? Hai detto Sono giusto, perfetto. in persona. Benissimo, allora, birrificio storico di Sassari ormai, perché si parla di un po' di anni, Pierpaolo, lo chiedo a te. Buonasera a tutti, buonasera a Fabio. Sì, no, ciao. In effetti siamo il primo birrificio nella storia di Sassari, non direi ancora storico magari. Birrificio artigianale, lo dobbiamo specificare questo, sì, giusto? birrificio artigianale, il primo nella storia di Sassari. Sassari non aveva mai avuto un birrificio e 7 anni or sono si è balenata l'idea di portare a livello professionale un hobby che tanto tempo prima era partito soprattutto da Giacomo, che lavorava in casa per produrre la birra in una tecnica che si chiama all grain, quindi costruendosi un po' l'impiantino. Sì. Poi piano piano conoscendoci. Come in tanti sono iniziati così un po' in tutta Italia, a livello nazionale. Sicuramente. Forse è iniziata così la birra in Italia, la birra artigianale? Sicuramente è iniziata in casa pian piano, sperimentando, facendo qualcosina, anche con i kit già pronti sicuramente, e poi passando a costruirsi piccoli impiantini domestici. Perfetto. Poi pian piano, una ventina circa di anni fa, è nata il movimento un po' italiano della birra che sta crescendo parecchio. Sta crescendo abbastanza, sì. Quando siamo nati noi qua in Sardegna, o soprattutto qua a Sassari, non c'era praticamente una cultura della birra artigianale. Abbiamo dovuto un po' scalzare delle polveri mentali create anche dall'industria della birra per far sì che il nostro prodotto si incuneasse nel mercato. Ecco, voi allora, due figure, siete voi due in azienda, quali sono i vostri ruoli? Allora, io mi occupo praticamente della parte commerciale dell'azienda e lui della parte della produzione, quindi birraio e commerciale. Siamo due fondatori, però abbiamo due ruoli distinti, che poi distinti per un certo punto l'azienda, essendo talmente piccola. È vero che lui fa la produzione, però in certe piccole cose ci si unisce, nel senso che imbottigliamenti o etichettature, queste cose qui, o qualcosa d'ufficio, poi un po' dobbiamo combinare. Per forza, anche assolutamente. Abbiamo un dipendente e qualche stagista che ogni tanto arriva. Certo. Quindi ecco, Pierpaolo, tu ci hai raccontato un po' di come è partito il tutto 7 anni fa. Da un piccolo, dalla casa. Adesso avete la vostra azienda è a Predaniedda? Adesso ci troviamo a Predaniedda in strada 32. Abbiamo tutta la produzione lì? Tutta la produzione lì, sì. Perfetto. Facciamo tutto lì, un capannone di 450 metri quadri e lavoriamo
è il nostro piccolo regno. Allora, Poi da lì però usciamo e andiamo in Sardegna. E in ne Italia. parleremo perché di eventi ne avete fatti tanti, noi ci siamo tra l'altro già incontrati da poco. Prima Giacomo ho voluto lasciare a te la parte così della storia, così. Storica. Però io volevo chiedergli invece una cosa a lui. Birraio, giusto? E sì. Insomma, avete già ottenuto degli ottimi risultati perché ci sono tanti bei premi, ho visto anche sul vostro sito internet, Sì, tante poi- belle riconoscimenti in questi 7 anni o sono arrivati, cioè è Questi voluto un attimo 7 anni, d'assestamento? Sì, no, bene o male dal 2014, perché comunque abbiamo iniziato nel Ok. 2012, ma alla fine del 2012, quindi praticamente nel 2013. Dopo 2 anni già Dopo 2 anni, dal primi- 2014, ogni anno prendiamo uno o più premi. E cosa avete preso di bello in Ma giro? Non solo in Italia, se il non più sbaglio. sì, Bruxelles ci vede protagonista abbastanza spesso, però quello che comunque fa più ridondanza è il successo della 50 nodi, che è la nostra India Pale Ale, tra l'altro poi magari vedremo Sì, poi nel le vediamo dettaglio cosa assolutamente. significano queste sigle, che comunque è anche la nostra birra best seller. Per 3 anni di seguito ha vinto il riconoscimento come miglior India Pale Ale italiana quello è molto al concorso di birra importante. dell'anno a Rimini. Quindi Complimenti a Rimini che c'è tra l'altro. 2017, 2018, 2019. Sì, l'evento più grande, vero, Birra Rimini? Attraction, una fiera molto grande dove all'interno c'è questo premio che è appunto Birra dell'anno, che è un po' il maggior premio italiano della Spettacolo. birra. Sì, perché poi ce ne sono tanti, quindi Certo. non è che possiamo partecipare a tutti, partecipiamo a ovviamente. quelli più rappresentativi. Beh, allora 3 anni, riconoscimento importantissimo, però anche vincere una cosina a Bruxelles, forse in casa di chi l'ha inventata, più o meno in Quello è realtà lì stato non bello male, anche perché l'anno in cui ne avevamo preso 2 di premi avevamo vinto la medaglia d'oro con la Speed, che vediamo anche lì, Sì, nella qua abbiamo delle categoria, bottigliette, poi ne parleremo. nella con calma. categoria Golden Ale, e l'argento con la 50 nodi. E tra l'altro nella schermata di presentazione che c'era lì alla premiazione a Ghent, era bello vedere comunque la Speed con la bandiera italiana, poi il secondo e il terzo posto 2 belghe in Belgio, quindi la Bene. birra di Sassari ha trionfato. La birra di Sassari, le possiamo chiamare così? a La voglia. birra di Sassari, Assolutamente ragazzi. sì. Ragazzi, ricordatevi, la birra di Sassari. Poi le vedremo nel dettaglio. In giro per tantissimi eventi, noi lo diciamo, ci siamo visti a strade di birra Sì. nel lungomare di Puzzuidu, avete fatto Uta, se non sbaglio, Birraio, Abbiamo fatto Isola Birra. Isola abbiamo Birra fatto- ancora prima, insomma Sì. li state facendo tutti qua e adesso proprio a Sassari c'è il Sassari Beer Fest. Domani e dopodomani ci siamo al Sassari Beer Fest qua ai Giardini, ma Quindi- perché quest'anno ci siamo improntati, di solito ci improntiamo un pochettino di più su eventi nazionali, cioè nel senso nella Ok. penisola. Quest'anno abbiamo detto, diciamo, rimaniamo un attimo nell'isola, rincontriamo il nostro pubblico, no? E Giusto, quindi abbiamo direi di iniziato a fare un po' di eventi isolani sparsi un po' in giro per l'isola, sud, nord, centro, eccetera, Cioè, eccetera. e noi essendo una trasmissione di eventi, dimmi, No, volevo dire, adesso, infatti ne abbiamo uno qua adesso a Sassari domani e dopodomani e poi il prossimo fine settimana ci trovate ad Alghero e Padru. Birralger. si dice. Birralger e Alghero. Padru. Ok. E poi anche Padru. Perfetto, quindi abbiamo citato il Sassari Beer Fest, noi siamo una trasmissione di eventi, prego la regia di far vedere il cartello del Sassari Beer Fest che ci sarà, ricordiamolo, venerdì e 19. sabato, venerdì 19, ecco qua E segnato sabato tutto, 20. e sabato 20 luglio Sassari Beer Fest. Questa edizione del 2019 si trasferisce ai giardini pubblici, ricordiamolo, al fresco. al fresco dei giardini pubblici. Ci saranno ci saranno 16 birrifici artigianali, tra i quali anche P3 Brewing Company, dei nostri 2 amici che ci sono qua. Poi però, attenzione, perché loro si sdoppiano, ragazzi. Loro si sdoppiano e vanno anche in un altro eventone che c'è in Sardegna, nel Nord Sardegna questo weekend, forse il più importante a livello di folklore che veramente c'è in Sardegna, un evento incredibile. Stiamo parlando dell'Ittiri Folk Fest. Siete lì anche con un altro Siamo stand? anche lì, Sdoppiati? sì, ci sdoppiamo. Ok, perfetto, quindi Solo per domani, Solo per, attenzione, solo per questo weekend la P3 si sdoppia. Quindi a Sassari ai Giardini e all'Ittiri Folk Fest, sì, regia, mandamelo il cartello che lo vediamo perché è un evento di questo fine settimana, ovviamente a Ittiri, è il più importante festival internazionale che si svolge in Sardegna, appunto dedicato al folklore, è un vero e proprio spettacolo di culture che vengono da ogni parte del mondo, veramente veramente interessante. Poi unire la cultura al folklore a una buona birra, direi che siamo veramente perfetti. Ragazzi,
Facciamo una piccola pausa perché ho l'intervista del presidente dell'associazione Iteri Canneddu, Piero Simula, che ci parla un attimino dell'Iteri Folk Fest e poi torniamo qua. Ce la vediamo? Perfetto. Vediamola. Vediamola. 7 gruppi stranieri, un gruppo italiano, una decina di gruppi della Sardegna, un programma ricco che prevede anche diverse iniziative culturali che toccano tutti gli aspetti della cultura popolare. Una novità di quest'anno, la musica popolare è abbinata a una rassegna di birre artigianali che venerdì 19 apre la Folca Festa come eventi a Iteri. Poi l'apertura di Alghero il giorno 18 e la chiusura a Tiesi il giorno 23 completano tutto il programma. Il gruppo Gordas Canas merita questo premio internazionale Zenias perché è stato uno dei primi gruppi a valorizzare e a tutelare la musica popolare della Sardegna. Davvero un grande evento, insomma, questo Iteri Folk Fest, ok? Quindi tanto ci siete anche voi. Non mancate. Non mancate. Torniamo a parlare di birra. Allora, attenzione, birra artigianale, per gli amici che ancora non lo sanno. Io leggo anche dal vostro sito se è questa la definizione perfetta e corretta. Una birra artigianale quindi non pastorizzata, non filtrata, con una rifermentazione in bottiglia. Dico giusto, Giacomo? Sì, così? Poi la rifermentazione... Dammi la differenza sì. allora tra la classica birra diciamo che troviamo... che la differenza principale tra una birra industriale di largo consumo e una birra artigianale è che la birra industriale, che può essere anche più o meno buona, segue comunque dei gusti di massa, quindi è l'industria che va a inseguire il consumatore. Certo. Mentre nel caso della birra artigianale, come ogni prodotto artigianale dovrebbe essere, l'artigiano produce la birra in questo caso, ma potrebbe essere anche il calzolaio che produce le scarpe, seguendo i propri gusti, quindi mettendo a parte della propria anima e tutta la sua personalità. Per ottenere poi una birra artigianale buona, perché possono esserci birre buone e birre cattive, bisogna innanzitutto avere delle idee chiare su cosa si sta facendo, conoscere gli stili di birra, che comunque sono tantissimi, e per prima cosa avere accesso alle migliori materie prime. Quindi documentarsi, cercare i fornitori migliori. Noi ad esempio produciamo una gamma di birre molto luppolate, quindi influenzate dagli aromi del luppolo. Sì. Gli aromi del luppolo vanno dal fruttato, speziato, erbaceo, floreale. Quello che amo definire il nostro pusher di luppolo, il nostro pusher principale è un ragazzo di Modena che gira per l'Europa e gli Stati Uniti alla ricerca delle migliori piccole coltivazioni di luppolo, quindi va personalmente a selezionare il luppolo, lo importa in Italia su prenotazione e su prenotazione pagata in anticipo. Ci facciamo quindi, pubblicità. si chiama Eugenio di Italian Ops Company da Modena. Eugenio, visto che c'è un po' di pubblicità, mi raccomando, ricordati. E quindi ci farà lo sconto sul prossimo raccolto. E quindi per prima cosa bisogna che le materie prime siano di grandissima qualità, il birraio abbia le idee chiare, e poi bisogna comunque rispettare il tempo, perché il tempo non rispetta chi fa le cose senza di lui, quindi bisogna dare la giusta tempistica alla birra per potersi sviluppare al meglio, quindi non bisogna affrettare la fase della fermentazione e della maturazione, perché sennò potremmo avere un prodotto magari che ancora non si esprime al meglio e lo stiamo rovinando. Quindi ovviamente poi tutto questo ha un costo, le materie prime hanno un costo molto alto, i tempi, comunque tenere fermo un prodotto ha un costo anche quello, perché nel frattempo magari ti arrivano richieste e tu devi dire al cliente di aspettare, e anche l'energia elettrica per raffreddare grandi volumi di birra costa, quindi il tutto si traduce in un prodotto che richiede un certo impegno economico. Assolutamente sì. Ecco, questa rifermentazione in bottiglia vuol dire che poi le vostre birre in bottiglia possono cambiare un po' come può succedere con certi vini? Cioè se la bevi oggi appena fatta cambia dopo 2 anni? Non so, dico io 2 anni. 2 anni a seconda delle birre, certo. Generalmente si sconsiglia, poi ci sono birre fatte per l'invecchiamento che si possono bere anche dopo 5 anni. Perfetto. Però abitualmente si consumano un po' prima. Beh, noi diamo un annetto. Un annetto come riferimento. Certo. E senti Pierpaolo, queste birre molto particolari, artigianali, sicuramente buonissime, ma comunque di nicchia,
tu che sviluppi più la parte commerciale, come le porti al consumatore finale? Quali sono i tuoi mezzi per farle conoscere, per farle... Ma è un po' come si fa? Un po' è il discorso che ha fatto lui, nel senso che comunque devi spiegare di base, però in effetti devi anche conoscere il mercato, cioè devi capire che clienti tu devi avere, perché non tutti i clienti approcciano a questa tipologia di birra, magari adesso che un po' la moda è partita, ok. Questi eventi aiutano. Questi eventi aiutano pure, le medaglie aiutano pure, però all'inizio era difficile, dovevo un po' selezionare, quindi dovevi andare a trovare il cliente curioso, a trovare il cliente che già era improntato alla vendita di birre che non erano magari le più classiche. Stai parlando più che altro magari di locali, di ristoranti che magari iniziavano i primi abbinamenti. Allora, la ristorazione è sempre un po' altalenante sulla birra artigianale. Noi abbiamo iniziato con locali che sono quelli che ve la fanno conoscere anche al grande pubblico. Classici locali, sì, che prendono sia fusto sia bottiglia, o i classici pub, le classiche birrerie. Birrerie, e hanno approcciato anche sempre bene, perché c'è questo detto birra a pizza, anche le pizzerie. Alcune poi adesso anche la pizza è diventata pizza gourmet, quindi vogliono abbinarci sempre una bevanda un po' più di alta classe, quindi molte pizzerie gourmet hanno abbinato la pizza. Sicuramente qualche difficoltà la trovi, perché nel commercio si trova sempre, però insomma con un prodotto del genere sicuramente è un prodotto che devi spiegare perché la gente lo sta iniziando a scoprire. Partendo, come diceva Giacomo, da materie prime di alta qualità che hanno un loro costo, essendo artigiani, quindi vogliamo un bel packaging, vogliamo un bel tappo, una bella bottiglia, e tutto il costo è un po' maggiore di una birra industriale, quindi oltre a una bella presentazione devi fargli capire anche perché quel prezzo è un filo più alto di una birra industriale che hanno sempre bevuto. Poi c'è da dire una cosa: una volta che si è parlato, come stiamo parlando noi, con il titolare del locale, si stappa una birra e capisce perché tutto questo ha un senso, perché uno stappo si capisce poi. Dà emozioni, una birra assolutamente sì. E hai detto spieghiamo le birre, noi le spiegheremo, però le spiegheremo fra pochissimo, perché adesso mandiamo 2 minutini di pubblicità e poi qui con le birre di P3 Brewing Company. Con Mr. Home pensiamo al tuo comfort e alla tua sicurezza. Interventi di installazione, manutenzione e assistenza su tutti i prodotti pellet, legna, gas, gasolio e qualsiasi apparecchio di climatizzazione. Pelle Hermosa, cosmetici naturali di Sardegna. Noi della iCars SRL siamo presenti nel settore automobilistico da oltre 30 anni. Offriamo ai nostri clienti un pacchetto di servizi integrati nel settore automobilistico completo e all'avanguardia, quali officina meccanica, revisioni, centro assistenza pneumatici. Ci trovate a Sassari in via Monte Zevio. Galleria commerciale Corte Santa Maria. Tanti negozi esclusivi, un superstore Cobek e un ampio parcheggio nel cuore di Sassari. La Galleria commerciale Corte Santa Maria è a Sassari in via Copino. Rieccoci qui da Corte Santa Maria con Giacomo e Pierpaolo di P3 Brewing Company. Oggi parliamo di birre, abbiamo detto prima, vediamo le birre di P3, vediamole. E innanzitutto qua ne abbiamo 3 esempi, però parliamo un attimino. Giacomo, da dove partiamo? Una vostra birra simbolo, quella che vi ha... Non ce l'abbiamo inquadrata, però la 50 nodi. 50 nodi. Però siccome il simbolo vogliono tutti quella, parliamo di un'altra, parliamo dell'ultima nata, la Iarda. Allora partiamo dall'ultima nata, la Iarda. Infatti è proprio nata da pochissimo, forse non avete ancora avuto il tempo di mettere la foto sul sito, se non sbaglio, della Iarda. Giusto, sì, ricordati attento. Stasera. Ci dovevano ci hanno dato ieri i nostri grafici, quindi okay. Adesso
Quindi la Iarda che birra è? Allora, come tipologia di birra, come stile, si chiama Extra Special Bitter, che è uno stile tipicamente inglese. Quindi a dispetto del nome uno si può aspettare una birra iperamara perché Extra Special Bitter, quindi amarissima, no, giusta. C'è un equilibrio sostanziale tra l'amaro del luppolo e il dolce dato dal malto. Se vogliamo proprio eccedere con l'amaro abbiamo la 100 nodi che, come dicevamo, ha 100 unità di amaro, conta che la 50 nodi ne ha 50, quella è la differenza. la Iarda per fare un confronto ne ha 35, quindi questo Extra Special si ferma a 35 mentre la 100 nodi esagera con 100. Alla grande. Senti, la birra forse di tutti i giorni è la Speed, è possibile? È quella più abbastanza versatile. beverina, si dice? Sì, che si può anche per 2 anni bere di con seguito tutto. birra quotidiana per slow food, quindi una birra da bere tutti i giorni. Beh, allora, È sempre artigianale. medaglia d'oro a Bruxelles la Speed. La Speed è quella che ha preso la medaglia a Bruxelles. Beh, Sì. ricordiamolo sempre, sono sempre birre artigianali che hanno un loro corpo, una loro... Quando parliamo di una cosa più, tra virgolette, leggera che si può bere tutti i giorni, però è sempre, insomma, una birra di un certo tipo. Amo definirla semplice ma non banale. Ecco. Anche perché poi... Certo. Come la canzone. La Speed, che perfetto. anche trova un ampio campo di abbinamenti anche con il cibo, però la Iarda, visto che stiamo parlando della Iarda, poco fa stavi parlando di altre sagre, tra cui quella della panada, perché non abbinare una bella Iarda alla panada? E infatti adesso ci arriviamo alle panade, però volevo ancora sentire te o Pierpaolo altre due vostre birre che sono anche sono un po' incuriosito. La Jordi, che è una Saison, si dice così. Sì. Questa che differenze ha? Qual è la sua particolarità? Beh, una birra... È lo speziato il Saison, è possibile? No, Saison stagione in francese, questo perché è uno stile belga che veniva destinato ai lavoratori dei campi. Okay. Però i lavoratori dei campi belgi erano abituati a un tenore alcolico più alto rispetto a quelli sardi, almeno per la birra, poi quelli sardi bevono filo vero, ed è uno stile molto dissettante, caratterizzato da una secchezza estrema, quindi praticamente non ci sono zuccheri residui, una gradazione intorno ai 6 gradi e uno speziato che può essere dato o dal lievito stesso o dall'aggiunta proprio di spezie. Nel nostro caso è il lievito che fa tutto il lavoro della speziatura. Come hai parlato di Belgio, questa storia, in questo caso una domanda che ti faccio io, il lupolo che dicevi prima, cioè in questo caso lo andate a ricercare in Belgio o non è detto perché ne trovate uno con delle caratteristiche simili da un'altra parte? No, qui c'è un lupolo inglese e un lupolo americano, però anche i belgi vanno a cercarlo in Inghilterra, in Germania, oppure prendono varietà tedesche e inglesi e le coltivano lì da loro. Certo. E Turcunara, un'altra delle vostre birre, questa è un Imperial Stout, entriamo nel mondo delle stout, che sarebbero le stout, Pierpaolo tu lo sai? Le birre scure. O chiedevo al maestro. Birre scure, giusto? Birre scure. Ok, sì. Quindi tutto quello che è una birra, vabbè, si usano dei malti scuri, una piccola percentuale per poi ricreare appunto sia il colore sia degli aromi e dei sapori. E sono sempre, non è detto che sono più forti, cioè se la birra è così scura l'aroma può essere. Qual è la birra scura che conosci più senza fare pubblicità? Quella con l'arpa, no? Quella con l'arpa irlandese. Vabbè, c'ha 4 gradi, 4 gradi e 2. Appunto, quindi infatti, non è detto che è solo il colore. Perché il colore della birra, a parte è un luogo comune, no? Che uno pensa che la birra chiara sia molto bassa di gradazione, una birra rossa, diciamo, ambrata, leggermente più alta, e la nera, invece no. Diciamo che nella birra non c'entra niente il colore. Certo ti può dare un'indicazione di stile, però non ti dice esattamente organoletticamente come la birra, nel senso ci può essere una chiara da 11 gradi, magari una nera, come abbiamo detto, da 4 gradi. Da 4 gradi. Quindi non vuol dire niente, bisogna conoscere, come diceva lui prima, gli stili per capire che birra. Di commerciali mi ricordo una appunto chiara, belga, molto commerciale, che arriva fino a 12,5, e appunto quella nera che abbiamo ricordato 4,5, perfetto. Senti, torniamo lì che lui ha accennato alle panada, perché ne stavamo parlando prima in pubblicità. Noi ci colleghiamo a un evento, ve ne faccio 2 enogastronomici, ve ne dico, e il primo era appunto la sagra della panada a Oscheri, ragazzi, questo weekend c'è quella. Vediamo il cartello prima un attimino velocemente, perché il 20 luglio a Oscheri, sagra della panada, quindi scende in campo tutto l'intero paese, produttore di panadas a manetta, come si dice anche a Sassari, stand enogastronomico, poi c'è insomma un po' di tutto, ma la regina è la panada. E quindi chiedo a voi, innanzitutto vi piacciono?
Le panada? A voglia. Voi al mattino No, ma anche quando, si lavora. anche quando partiamo per qualche evento in nave, partendo da Olbia, passiamo da Oschiri, prendiamo le panada, se le mangiamo anche in Sempre furgone, quello, ovvio. non guidando, chi non bravo, guida le bravo, mangia. bravo. Senti, io so che ci sono, allora, di Agnello forse la più classica, vero? Beh, Ma che, penso di sì. che birra ci abbiniamo con quella di Agnello? Sempre la Iarda. No, ci possiamo mi sa che dire... questi ragazzi devono spingere questa nuova birra Iarda, ho questa piccola sensazione. No, proprio una vabbè, buona sta andando sensazione. anche troppo veloce, ce la stanno chiedendo e ci stiamo ok. aspettando. Questa è che sta l'ultima arrivando... bottiglia, l'abbiamo portata È a te. vero. Adesso L'abbiamo bisogna portata a te. aspettare il lotto nuovo, perfetto, quindi allora. abbina solo tu la puoi abbinare il cameraman Ok, e il pubblico, no? Perché sono in Va trucchi. bene. No, ci abbinerei, dai, con l'Agnello la 50 nodi, dai, anche la 100 nodi che è qua. Perché poi c'è quella col maiale. Quindi cosa facciamo? 50 nodi Beh, con le maiale, 100 nodi con le Agnello? carni forti, le birre lupolate ci stanno bene, vanno Ok. un po' a sgrassare la carne, quindi ci possono stare. Queste due. Poi la faranno a Oschiri, lo ricordo, ma è più tipica di Assemini, quella con l'anguilla. Lì la rifa. Teoricamente anche grossa. Lì dove andiamo? La Con una Riff, panna- la Riff. che abbiamo portato ma non l'abbiamo posizionata. E l'abbiamo parlato prima della Riff, è una Session White IPA. Sì. Spieghiamola la Riff. Spieghiamola. Allora, questa. quindi qui c'è panata d'anguilla in una mano, nell'altro un birra bicchiere di l'altra. mangio un pezzo di panata si con apre, l'anguilla stai è un da sorso Dio. di riff. e quando faccio un sorso di Riff che cosa sento? Con un sapore deciso come quello dell'anguilla? Allora, c'è la lieve speziatura, e qui sì che ci sono le spezie, ci sono semi di coriandolo e scorza d'arancia amara, Sì. che arricchiscono un po' il sapore della panada, ma allo stesso tempo poi la parte lupolata e secca della birra sgrassano, quindi Ok. è un mix che ci sta. Deve essere fantastico allora questo. Poi una birra anche leggerina sui 4 gradi e mezzo, quindi non va a coprirti il sapore del pesce. Quindi puoi mangiare molta panada e bere molta birra. Allora, mi sembra l'accoppiamento migliore che ho sentito fino adesso in questa nostra chiacchierata. Però Sì, adesso infatti. vi sfido, perché c'è un altro evento che qua io non so se riusciamo a creare un abbinamento. Allora, a San Sperate c'è la Sagra delle Pesche. Dal 17 al 21 luglio, frutto della grande eccellenza del territorio, ci saranno degustazioni, spettacoli, tanta buona musica. La pagina è quella della 58esima Sagra delle Pesche, ve lo ricordo, per tutte le informazioni, e quella di prima era la pagina della Sagra della Panada su Facebook. Quindi qua con le pesche si può fare qualcosa. La Sono Giordi. buone, Si può però fare qualcosa? sì, io consiglierei Cioè, di una fare pesca così staccata dall'albero e la birra? come si fa abitualmente in Sardegna con il vino, anziché mettere la pesca dentro il vino, la metti dentro la Giordi, Che era la e saison. Ok. si arricchisce, proprio c'è un'esplosione fruttata, speziata e un'estasi per il palato. Fantastico, allora il classico, guarda che lo facevamo anche noi su in Longobardia, di mettere il vino, con la pesca col vino, e addirittura forse aggiungevamo anche Beh, lo lo facevano zucchero, anche gli cioè proprio una spagnoli. roba. Quindi qua si fa con la birra ma non si aggiunge lo zucchero, no? No, beh. Perché la pesca è già Stiamo posta usando già così. una birra che, grazie al lavoro del lievito, non ha quasi zuccheri residui, li vogliamo aggiungere, no? No, dai, adesso vi faccio vedere invece un evento un attimino che è avvenuto lo scorso weekend. Carolina Morace vi dice qualcosa? Grande, a Sassari Grande qua è Carolina. conosciuta. Ha presentato il suo nuovo libro, vediamo il servizio, come quello di prima di Ittiri, anche questo è a cura di Sardegna Dies, mi ero dimenticato prima di dire. Quindi Carolina Morace, Sardegna Dies e poi torniamo qui. Ma racconta un po' la mia storia, no? Che personalmente non è stata una storia di pregiudizi, perché insomma io non ho avuto ostacoli dalla famiglia e né ho mai trovato qualcuno che mi diceva "Ah, guarda, tu non puoi non parlare di calcio perché sei una donna", eccetera. Però insomma racconta un po' i problemi che ha avuto il calcio femminile. È una fatalità il fatto che sia stato pubblicato proprio un attimo prima dell'inizio dei mondiali, che sono stati un successo. Beh, se guardiamo il successo dei mondiali e se guardiamo il calcio femminile all'estero, ovviamente stiamo correndo e secondo me si arriverà a traguardi che daranno soddisfazioni alle ragazze che giocano a calcio. Tutte cose che, insomma, che noi abbiamo avuto sicuramente soddisfazioni sportive, però poi dovevamo fare altro per sopravvivere, per cui insomma stiamo arrivando a un passaggio completamente diverso. Il titolo è stata l'unica cosa che ha dato è stata la cosa che ha deciso il mio editore e me l'ha proposta, a me è piaciuta. Sì, diciamo che probabilmente sono stata la prima di tante cose, la prima a fare il corso allenatori, la prima a
prendere il master, la prima in tante cose. E ricordo della Torres. Fantastico, cioè ricordo fantastico come esperienza sportiva, esperienza umana. Infatti mi fa piacere vedere tante persone qui che ho conosciuto all'epoca, insomma fa molto piacere, è stato un anno particolare anche con il mio allenatore là. E poi insomma stasera la cosa che mi preme dire è che sono contenta di essere qui alla fondazione, a questa fondazione di Maria Carta perché era una donna coraggiosa, e dicono che anch'io sono stata una donna coraggiosa, e questo secondo me insomma mi riempie d'orgoglio, perché è stata una donna che abbiamo ammirato anche in continente e perché ha aperto delle strade importanti, per cui mi fa particolarmente piacere essere qui, invitata dalla fondazione, dal presidente Leonardo Marras, insomma mi ha fatto molto piacere, ho aderito subito. Grandissima Carolina Morace, che a Sassari ha lasciato il segno perché ha vinto il primo storico scudetto dell'allora Torres femminile. Sì. Ragazzi, a Carolina che birra gli offrite? Qua, adesso arriva qua Carolina? La Turcunara. Pensavo ripetessi ancora quella nuova da sponsorizzare. Quella per la staff. No, la Turcunara, dai. Perché? La birra scura, ma piace sempre, piace alle donne, è una sorta di caffè cacao, è molto vellutata. Quindi andate sul tranquillo. Una birra nata, lo stile originario la Porter era una birra nata per gli scaricatori di Porto, poi si è evoluta, mantiene sempre il carattere rustico, ma noi l'abbiamo un po' ammorbidito e piace sia agli scaricatori di Porto ma anche alle donne. Quindi Carolina è una donna di carattere, una Turcunara, 7 gradi. Se piace agli scaricatori di Porto, perché non piace anche alle donne. Va bene, bello il concetto quello di Giacomo. Giacomo, vi dicono che hai una bellissima camicia. E qua arrivano i commenti sulla nostra pagina Facebook, Massimo Carenti, Ivan Zanetti, poi ce ne sono altri. Questa l'avevo comprata per i 40 anni. Ah, benissimo. Non è tanto tempo fa, Però adesso a anni 60 fa. se li porta bene. Era per il ringiovanire. Benissimo, perfetto, fantastico. Sentite ragazzi, siamo quasi in chiusura. Volevo, purtroppo sì, poi vorrei Stiamo prendendo bene. vorrei chiudere per assaggiare, un degustare. goccino. Quindi Ma facciamo ci sono in anche le fretta. panadas. Le panadas, sì, Chico è andato, eccolo là, Chico stai andando tu per le panadas, perfetto, quindi abbiamo anche il mangiare, poi qua abbiamo il Cobek di Corte Santa Maria, ce n'è di roba, anzi andiamo a scegliere qualcosina da abbinare poi qua, con il nostro grande pubblico che voi non vedete mai ma è qui con noi. Ragazzi, siamo quasi in chiusura, dove possiamo bere le birre di P3 a Sassari o anche in giro, insomma, per la Sardegna? Sì, no, ci possiamo bere in giro per tutta la Sardegna e per tutta Italia, diciamo che nei migliori pub, nelle migliori birrerie, ristoranti, pizzerie o enoteche se volete portarli via a casa. Se volete portarli a casa ci siamo anche noi in birrificio, non la vendiamo una o due bottiglie singolarmente, vendiamo la confezione intera, però potete venire a acquistare da noi, abbiamo un piccolo spazio aziendale. Spazio aziendale, ripetiamo dove? Predanieda, strada 32. Perfetto. Vicino alla Nuova Sardegna, al giornale. Ah, ok, benissimo, quindi strada 32. Mentre per vedere un po' di birre, vedere un po' di cose, vedere anche le nuove foto della nuova birra che adesso devi tirare le orecchie ai grafici, dove si va? No, si può entrare sui nostri canali social o sul nostro sito, quindi Facebook, Instagram, Twitter o sul sito www.p3brewing.it. Perfetto. Giacomo, c'hai qualcosa da aggiungere? Grazie di averci chiamato. Sì, no, dico... Adesso ci beviamo la Turcunara con Carolina. Ok, però un attimo ancora, perché c'è un ultimo evento che è già iniziato mercoledì, abbiamo avuto qua l'ideatore, qua proprio la scorsa puntata, il maestro Vincenzo Cossu, ve lo ricordo, la regia se può mandare un attimino il cartello, è il Festival delle Bellezze, è iniziato mercoledì e continua fino al 21 luglio, fino a domenica, sono 5 giornate di musica, arte, poesia, cinema, teatro, in alcuni dei luoghi più suggestivi del Nord Sardegna. Ci saremo anche noi sabato e domenica con le nostre telecamere, la pagina è quella del Festival delle Bellezze, la pagina Facebook per tutte le informazioni. Giacomo, Pierpaolo, io vi ringrazio grazie a te, per essere stati qua con noi, magari ci rivediamo in futuro dopo questo turbinio di eventi che state ci blocchiamo un attimino poi durante l'estate questa estate, l'estate è sempre così. Io vi ricordo invece, per rivedere le nostre puntate basta andare sul nostro sito www.sardinianlife.it
Per qualsiasi comunicazione la mail è info@sardinialife.it. Noi ci vediamo giovedì prossimo, sempre qui da Corte Santa Maria. Ciao! Ciao! Adesso andiamo a bere un goccio di birra. Noi della iCars SRL siamo presenti nel settore automobilistico da oltre 30 anni. Offriamo ai nostri clienti un pacchetto di servizi integrati nel settore automobilistico completo e all'avanguardia, quali officina meccanica, revisioni, centro assistenza pneumatici. Ci trovate a Sassari in via Monte Zevio. Pelle Hermosa, cosmetici naturali di Sardegna. Galleria commerciale Corte Santa Maria. Tanti negozi esclusivi, un superstore Cobek e un ampio parcheggio nel cuore di Sassari. La Galleria commerciale Corte Santa Maria è a Sassari in via Copino. Con Mr. Home pensiamo al tuo comfort e alla tua sicurezza. Interventi di installazione, manutenzione e assistenza su tutti i prodotti pellet, legna, gas, gasolio e qualsiasi apparecchio di climatizzazione.